Mister, fino all'ultimo respiro dei tempi regolamentari sembrava fatta, poi è giunto il gol del Marassi e la gioia non è potuta esplodere per la tua squadra. Sì, no, io sarò di parte, però penso che tutte le partite, oggi chi la vede la partita, penso che la squadra che meritava era la mia, abbiamo fatto una grande partita contro, sapevamo, un Marassi che in campionato avevano già perso 2 volte, che era una buona squadra, oggi l'ha di nuovo dimostrato con un buon allenatore, però noi oggi sinceramente abbiamo fatto qualcosa in più, perdere, pareggiare, perché poi perdere non abbiamo perso, pareggiare una partita senza che gli avversari fanno più in porta fa male e noi con una paratona del portiere, parecchie occasioni clamorose, quindi oggi c'è un po' di rammarico, però dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto perché noi veramente dobbiamo essere contenti, l'ho detto prima, anche se bene perdavamo dovevamo essere contenti perché comunque abbiamo fatto un grande campionato. Quindi soddisfatto della stagione, come diceva lei, Sì. rammarico per l'occasione sfumata oggi, però non può recriminare effettivamente niente ai suoi ragazzi sulla partita odierna perché hanno dato tutto e si vedeva dal brio che mettevano. Sì, sì, questi ragazzi qua tutto l'anno che hanno fatto un campionato eccezionale e quindi non posso rimproverarci niente, mi dispiace soprattutto per loro perché oggi si meritavano di andare avanti, però sapevamo che i playoff sono sempre partite che tante volte non vince neanche il migliore, sono tanti componenti, purtroppo oggi è andata così, dobbiamo accettarlo, bravo, complimenti a Marassi, peccato sarà per un'altra volta. Va bene, grazie mister, complimenti.